La riforma della sanità veneta parte ufficialmente con 2 giorni d'anticipo rispetto all'entrata in vigore della legge. A Palazzo Balbi, assieme ai 9 direttori generali delle ULSS, il presidente della regione Luca Zaia illustra le novità di un provvedimento che ha ridotto le aziende sanitarie da 21 a 9: Dolomiti, Marca Trevigiana, Serenissima, Veneto Orientale, Polesana, Euganea, Pedemontana, Berica e Scaligera. Alle strutture territoriali si aggiungono le aziende ospedaliere universitarie di Padova e Verona e l'Istituto Oncologico Veneto. Una grande sfida per consolidare le eccellenze raggiunte e crearne altre, ha ribadito Zaia pochi istanti dopo l'annuncio ufficiale, intervistato dal nostro direttore Luigi Bacialli. Abbiamo ridotto le liste d'attesa e adesso abbiamo fatto un'ulteriore scelta: ridurre i tempi delle liste d'attesa. Quindi i 90 giorni devono diventare 30, i 180 diventano 90 e anche questa è una nuova sfida. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, lei come Presidente può revocare i direttori? Si licenzia. C'è scritto nel contratto, ho voluto che fosse così, non è mancanza di fiducia, però nel tempo possono accadere un sacco di cose. Per noi l'obiettivo è mettere al centro il Veneto. Per il Veneto è aperta anche un'altra sfida, quella della più grande opera infrastrutturale attualmente in costruzione in Italia, la superstrada Pedemontana Veneta. Con il 31 dicembre scade il mandato di commissario straordinario di Silvano Vernizzi e la gestione dei lavori passa alla Regione Veneto. Come si mette la questione dei finanziamenti? Guarda, io ringrazio l'ingegnere Vernizzi perché poi in memoria storica resta l'uomo della viabilità, resta il capo di Veneto Strade. Dobbiamo sbloccare la partita perché è una partita di accordi a livello nazionale rispetto a flussi di traffico che non ci vedono d'accordo. C'è chi dice che 30.000 veicoli al giorno sono troppi e c'è chi dice che sono troppo pochi. Quindi cercheremo di trovare una soluzione. Il tavolo a Roma sta lavorando bene.